Vi lascio adesso ad una nuova rubrica del nostro telegiornale, il borsino del vino. Grazie per essere stati con noi, io vi auguro una buona serata. Benvenuti al Borsino del Vino. Benvenuti a voi tutti. Da oggi nasce questa nuova rubrica del venerdì del telegiornale TV News. Si propone di indicare ai telespettatori i vini siciliani dal buon rapporto qualità-prezzo. E soprattutto le novità enologiche di maggiore interesse in questo panorama enologico attuale. Il bianco scelto per voi oggi è il Cataratto. È il vitigno più diffuso sul territorio siciliano. Salgono le sue quotazioni per il raggiungimento di qualità in bottiglia avuto negli ultimi anni. Uno di questi è il Meridiano 12 di tenuta Gorghitondi. Le vigne di Cataratto, vicino al mare, conferiscono al vino particolari profumi di frutto e di freschezza e sentori di mineralità, tanto da renderlo particolarmente piacevole. Si abbina a primi piatti di mare o a elaborazioni di pesce. Il vino rosso che abbiamo selezionato per voi è un erodavolo in purezza di moderna concezione. L'affascinante vitigno principe siciliano sale nelle sue quotazioni in vini che esprimono la piacevolezza del frutto. L'Hominis è l'ultimo nato di casa Funaro, nasce nei terreni aziendali di Santa Ninfa in provincia di Trapani ed esprime compiutamente le caratteristiche varietali del vitigno, sia al naso che in bocca. Pur essendo di corpo e di grande presenza gustativa, mostra bevibilità e grande fruizione. È ottimo compagno delle pietanze a base di carne e di formaggi a media stagionatura. Il Borsino del Vino torna venerdì prossimo all'interno di TV News. Scriveteci all'indirizzo email in sovraimpressione. E vi ricordiamo l'appuntamento con Vini e Sapori da domenica 19 aprile sul circuito delle televisioni collegate.